Pensa a cosa vuol dire avere una seconda possibilità. Un'occasione d'oro, giusto? E se ti dicessi che c'è invece chi non solo la ignora, ma la prende a calci commettendo errori ancora più gravi? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Oggi ti racconto proprio una storia così, successa qui da noi. Il protagonista è un ragazzo di 27 anni, di Sasperate. Aveva ottenuto da poco una misura alternativa al carcere, cioè l'affidamento in prova ai servizi sociali. Un'opportunità per dimostrare di essere cambiato. Invece adesso si trova in una cella al carcere di Utah. Seguimi perché ti spiegherò passo dopo passo come ha fatto a buttare via questa chance. Tutto comincia il 17 agosto a Cagliari, in piazza Matteotti. Un cittadino preoccupato nota qualcosa di strano. Chiama i carabinieri e li indirizza proprio verso questo ragazzo. L'accusa? Stava facendo un intermediario per istituire dietro pagamento uno scooter che era stato rubato pochi giorni prima a Monastir. E ti racconto questa storia da sardo, perché quando leggo le notizie sui nostri giornali locali, penso sempre una cosa. Dietro c'è la cronaca, c'è la vita reale, c'è la sicurezza delle nostre strade, delle nostre città. Ma torniamo a noi. I carabinieri lo fermano e lo perquisiscono. E cosa gli trovano addosso? Un coltello a serramanico e uno spray peperoncino. In più aveva con sé il cellulare usato per contattare il proprietario dello scooter. Ma il peggio deve ancora avvenire. Mentre lo stanno portando in caserma, lui che fa? Perde la testa e sferra un colpo al finestrino dell'auto di servizio, mandandolo in frantumi. Prova a immaginare la scena. Un ragazzo che dovrebbe rigare dritto, che invece si ribella con violenza contro i militari sull'auto dello Stato. È stato questo gesto, infatti, questo atto di rabbia, a pesare come un macigno sulla sua situazione. La conclusione è stata inevitabile. La magistratura ha cancellato l'affidamento in prova senza pensarci due volte. Per lui sono scattate denunce per ricettazione, porto abusivo d'armi e danneggiamento. Il risultato è un biglietto di sola andata per il carcere di Utah. E lo scooter? Purtroppo non è mai stato ritrovato. Questa storia però ci lascia con una riflessione amara. Qui in Sardegna ne sentiamo spesso di episodi simili, ma quando una persona tradisce così la fiducia che le è stata data, il problema non è più solo suo, diventa un problema per tutti noi, perché mette in discussione l'efficacia di queste misure alternative. E allora la domanda la giro a te. Secondo te, di fronte a chi specca così una seconda occasione, è giusto insistere e dare altre possibilità? Oppure una volta che la fiducia viene tradita in questo modo, pensi che il carcere diventi l'unica strada?